Una volta accertato che l'uranio impoverito e le polveri sottili erano delle emerite bufale, è successo un qualcosa di veramente curioso. Vale a dire, nel giro di poco tempo, l'ICC, che è un comitato internazionale dei centenari, un organismo composto da una cinquantina di studiosi, i quali vanno in giro per scoprire perché in alcune parti del mondo si campa più a lungo. Dove sono andati a parare questo comitato? Ad Okinawa in Giappone e in Sardegna in Ogliastra, e cercando di capire perché questi ogliastrini campano di più, si è scoperto che vicino c'era un poligono. Non solo, ma poco prima un altro organismo che a livello mondiale si occupa del Guinness dei primati aveva scoperto che a Perdas de Vogu c'era una certa famiglia Melis che aveva realizzato il Guinness mondiale di longevità. Erano 9 fratelli, 8 dall'anno scorso perché la più anziana, zia Consola, è morta all'età di 107 anni, e questi fratelli totalizzavano quasi un millennio di vite. Poi è venuto fuori ancora che due studiosi dell'Università di Cagliari, Luca Gaviani e Donatella Petretto, scoprono che in un paese che si chiama Teulada, 3600 abitanti, vivono 4 centenari, 330 ultra ottantenni e 953 ultra 65enni, cioè una percentuale elevatissima di gente avanti negli anni. Però quello che è clamoroso è che questi anziani, tra virgolette, hanno delle capacità cognitive e pratiche fuori dal comune. Questo fa dell'abitato di Teulada una blue zone, che vuol dire una delle rare zone del mondo dove gli anziani vivono bene e sono molto efficienti. C'è da chiedersi perché l'ICC, il Guinness mondiale della longevità, e i ricercatori cagliaritani scoprono che vicino ai due poligoni sardi, guarda caso, si vive meglio. Eppure questa è gente che ha respirato tutta la vita l'aria di quelle parti, ha bevuto l'acqua di quelle sorgenti e ha mangiato i prodotti di quella terra. Mi viene da ridere pensando alle mucche che pascolano permanentemente nel poligono di Teulada, che sono talmente brave che quando incominciano le esercitazioni si accorgono che se il fuoco d'artiglieria, loro immediatamente si spostano dalla zona dei bersagli. Bene, questo bestiame che mangia quell'erba e produce quindi quel latte e che dà quei formaggi ha portato a questa notevole longevità degli abitanti di Teulada. Ci sarebbe da fare una battuta, ma allora i poligoni non solo non accorciano la vita, ma parafrasando un famoso slogan della Telecom, diciamo che il poligono ti allunga la vita.